Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Sono le 3:51, fa caldo e io ho una voglia matta di arrivare velocemente in montagna. Quindi mettiamo i guanti, saliamo in sella alla moto e cominciamo. Come capita ultimamente, ottimo telepass che non ha aperto, riproviamo. Fa sempre molta paura il telepass in moto, perché sai mai cosa ti può capitare e poi se la sbarra non si apre quando ti avvicini è preoccupevole. In macchina magari la sbarra non ti fa paura, ma in moto sicuramente sì. Vediamo se di qua si apre. Di qua si apre, vabbè, vai tu a capire. Da adesso non mi vedrete praticamente più sulla telecamera frontale perché è veramente buio. Comunque dicevo, abbiamo scelto di fare l'autostrada anche oggi di avvicinamento perché sono diverse ore per arrivare alla prima meta, 2 ore e mezza circa, quindi ho preferito accelerare il tempo tramite l'autostrada. Considerate che in questo caso risparmiamo circa 45 minuti di strada e rischio sicuramente di prendere meno multe facendo l'autostrada in questo caso. Eccoci qua dopo un'oretta di autostrada. Ho fatto a Padova, poi abbiamo preso la Bretella, dalla Bretella poi siamo andati sulla Treviso-Venezia, che vabbè, la Belluno-Venezia o come si chiama, ed eccoci qua, siamo praticamente arrivati quasi a Ponte nelle Alpi, quindi la fine di tutta l'autostrada, praticamente pronti per uscire sulla statale Cadore Dolomiti e vediamo se il telepass funziona. Spero di sì. E il telepass non funziona. Questa mattina sono stufo perché il mio telepass non vuole funzionare mai. Oh, l'esperienza di un telepass. Oltretutto fa freschino, quindi penso che tra poco mi fermerò per mettermi almeno il liner interno perché fa veramente freschino, fantastico, super fantastico, questo è fantastico. Mr. Bombastic, very fantastic. Guarda che bellezza, guarda che bellezza, guarda che bellezza. Peccato che non ci becchiamo l'alba su qualche passo, temo. No, assolutamente. Il primo passo marcato è Passo Montecroce Comelico, anche se è vero che dopo aver visto l'alba sulla Rocca di Manerba, di cui vi lascio il link nella scheda, l'alba in montagna ha un ritardo ovviamente perché il sole deve sorgere fuori da dietro le montagne. Per vedere io l'alba qua devo aspettare più tempo. Non sono contentissimo del supporto rialzato della telecamera, la vedo che balla parecchio. Vabbè che c'è il flow control della Insta360 che funziona bene, però non sono così sicuro che regga bene. Guardate che bello, la luce dell'alba, del sole che si riflette sulla parte inferiore delle nuvole creando quell'effetto rossastro molto bello. Chissà cosa servono questi pali, lampioni, rosso, bianco e verde, saranno estetici. Che bellezza, come si dice, guarda, sembrano messi apposta lì quella nuvoletta per fare quell'effetto. Intanto guardate che bello, mamma che bellezza. Mamma che bellezza di panorama. E a questo punto, visto l'orario, vi lascio anche il link al video in cui vi spiego perché mi alzo così presto la mattina, perché mi piace alzarmi così presto la mattina. Ve lo lascio qua, sempre link nella sua schedina. Guardiamo il prezzo della benzina che è importante, 2,04 qua in alto, mica si scherza, e così capirete guardando quel video perché è così bello alzarsi la mattina. Guardate, sono le 5:03, ma perché non alzarsi prestissimo la mattina, farsi un po' di chilometri per venire a godere di tanta bellezza? Direi che ne vale sempre la pena. Ma non vi preoccupate, Ciccio Benzers, se vi siete iscritti al canale, ma anche no, fate parte di una grande famiglia, della mia grande famiglia. Tuo fratello non ti ha mai detto che non si minaccia la famiglia? È una mossa piuttosto stupida.
Quindi non vi preoccupate se la mattina non avete voglia di svegliarvi perché siete pigri o avete da fare o lavorate, ci penso io. Eccomi qua sui passi di montagna la mattina per farvi godere appieno delle meraviglie delle nostre, ma non solo nostre montagne, e del piacere di andare in moto. Top, direi. Comunque sì, vorrei fermarmi a mettere a giacchetta, magari anche fare una micro benzinata, tipo qua, dai, fermiamoci qua a questo distributore dell'IP. Sì, direi di sì. Ci fermiamo qui. Sapete la mia passione per i distributori di benzina grandi e self-service. Abbiamo fatto una sostina tecnica, rifornimento, pisciatina, indossato la termica e anche la protezione interna, il liner interno della giacca, così da proteggerci dal vento. Fatto rifornimento alla moto, 127,6 km da casa e ci accingiamo. Ormai sta albeggiando abbondantemente, direi quindi che ci siamo alla grandissima. E intanto siamo a Longarone, arriviamo già che la strada è chiusa. E quindi da che parte devo andare? Ah già, è vero, che pirla, avevo visto già prima 1 milione di indicazioni per la deviazione. Che pirlotto che sono, 6 per 8 pirlotto. E 15 più 17, 16 cosa che fa? 15 più 17, dai, sta roba mica coglioni. Quindi torniamo giù e riprendiamo la deviazione che era qua. Eccola qua la deviazione, infatti Austria Cortina Auronzo. Dicevamo comunque prima tappa assoluta del nostro tour di oggi è Passo Monte Croce Comelico, da non confondere col Passo Monte Croce Carnico, col Passo Tre Croci e con tutti gli altri passi con la croce nel nome. Sarei curioso di sapere perché la strada è chiusa già da 1 anno, non ci poniamo questo dubbio e proseguiamo. Tanto la termica con l'antivento sta già aiutando un po' a non congelare. Di là si va alla diga del Vaillant, magari un giorno andremo a fare un giro anche a vedere la diga del Vaillant. E intanto saliamo, ricominciamo a salire per la vecchia strada statale che è molto panoramica, che a quest'ora è vuota. Oddio, vuota, no, un po' di traffico c'è, però insomma niente di che, ragazzi. Come al solito, se ti svegli la mattina non trovi la macchinina. Dai che sono le 5:30, c'hai un vagone di chilometri da fare, mi segna circa 1 ora per arrivare al passo di Monte Croce Comelico, cima al passo ovviamente. Intanto dobbiamo percorrere tutta la statale all'interno di questa bellissima valle, questo bellissimo canalone, ed eccoci qua finalmente al bivio per Sappada Auronzo e Comelico. E quindi proseguiamo. Ho acceso anche le manopole riscaldate perché ci sono 14 gradi e io ho un freddo bislacco. Sono le 5:37, fa veramente freschino. Siamo quasi arrivati a Passo Monte Croce Comelico, mancano 15 km, fa un freddo pazzesco, ci sono 10-11 gradi, ma direi che questo panorama bellissimo, guardate, delle cime delle Dolomiti illuminate dal sole che sta sorgendo, vale veramente la fatica di svegliarsi presto la mattina, e vale la fatica di beccarsi questo freddo. Peccato che in montagna a quest'ora non si riesca a trovare un cavolo di bar dove fare colazione, non lo capisco. I montanari si alzano tutti prestissimo la mattina, vanno a fare cose presto, mi devo alzare prestissimo la mattina e fare cose, e poi però non vanno al bar a fare colazione. Intanto spengo la moto perché sennò stiamo inquinando inutilmente. Semaforo rosso, semaforo verde, secondo la regola perfetta, se spegni la moto al semaforo diventa verde. Il nostro signor Velox, guarda che fenomeno, guarda che meraviglia, che meraviglia. Qua c'è un bar, ma il bar è tutto spento, tutti i bar sono chiusi. Apriamo alle 7:30, 8. Vabbè, ma se va bene così facciamo colazione dall'altro lato, a San Candido. No, mi sa che non ci passiamo neanche per San Candido, forse. Non mi ricordo il percorso che ho impostato. Quando arriviamo in alto lo riguardiamo. 13 km, guarda che roba, ma guarda che roba. Poi paesini così, cioè stupendo. Aspetta, devo stare basso perché sennò mi entra l'aria nel collo e mi congelo. Sembra di essere il cappello di paglia all'inseguimento del One Piece, cazzo. Andiamo tutti all'arrendaggio, forza! Non riesco a
a trovare un bar dove far colazione. Devo fermarmi all'Autograil prima. Guardate che posti pazzeschi, ti ritempera, ti ridà l'energia assolutamente. Fare questi passi, fare queste cose ti dà veramente una grandissima carica. Comunque a 30 km dall'Austria andavamo spesso, queste sono delle zone che ho frequentato parecchio da bambino. Linz, mamma mia che sbrissata al posteriore, che brutto. Sì che l'asfalto è ruvido, cosa c'era per terra? C'era dello schifio, ma anche ieri sera mi è successo, sono le prime volte che mi capita con queste gomme, non mi era mai successo di avere una perdita di aderenza così importante. Ormai a 8 km al passo di Montecroce, direi che ci siamo quasi. Ma intanto vi aggiorno sulla situazione moto perché giustamente video cominciato, mi vedete in sella alla Ducati e vi starete chiedendo ma a cosa è successo qua? Ma a Ciccio Pella cosa che ho fatto con la moto allora? Ma questo video è vecchio o è nuovo? No, il video è nuovo assolutamente, nuovissimo il video ragazzi. Ho ritirato da poco, da un giorno o due giusto, la moto al concessionario Ducati Padova perché me l'hanno sistemata. E voi vi starete chiedendo, ma allora ci vuoi dire o no che cos'era successo? Non lo so, nel senso che tanto siamo al primo tornante del passo. Quello che è stato fatto è stato cambiare i corpi farfallati perché le piste dell'iniezione erano bruciate, interrotte di una sola bancata, di un solo cilindro presumo, e quindi sono stati cambiati i corpi farfallati. Cambio che non mi è costato assolutamente nulla per fortuna perché è stato eseguito in garanzia. Quindi devo ringraziare Ducati e il concessionario Ducati Padova perché quando ho acquistato la moto usata mi è stata fatta una sorta di estensione della garanzia e questa estensione della garanzia mi ha permesso di sostituire questo ricambio costosissimo, perché mi hanno detto che costa più di 2000 euro, completamente gratis, quindi molto bene. La moto sembra andare bene, sembra funzionare tutto regolarmente. Con l'occasione ho fatto anche il tagliando perché ero prossimo alla data di scadenza del tagliando, però diciamo per il vero test lo facciamo oggi. Con l'occasione poi sono state fatte tutta una serie di modifiche alla moto, ma quelle vi parlerò in un video separato. Direi che la moto è aggiornata e adesso sembra essere a posto. Pensate se avessi dovuto pagare 2000 e passa euro di ricambio, più la manodopera, più tutto, mamma mia. Ducati però non mi hanno detto, non so se perché non lo sanno neanche loro, perché non si dice, comunque se era un difetto diciamo congenito, magari adesso che lo so mi informerò, mi documenterò in giro, o se invece è stato un caso, e se è stato un caso mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe scoprire quali sono le cause che portano a un problema del genere, ma il meccanico capo officina non mi ha saputo dire questa cosa, mi ha detto guarda non lo so, è successo, ti cambiamo il pezzo, tanti salumi. Comunque le Scorpion Trail 2 si comportano veramente bene anche a bassa temperatura, al di là di quest'inverno e dell'autunno scorso che abbiamo fatto diversi giretti, ma già anche oggi con pochi gradi, perché 10-12 gradi la gomma si scalda abbastanza bene, a parte quei due momenti che vi ho detto di aderenza scarsa al posteriore, penso dovuti comunque a un bordo sull'asfalto, per il resto la gomma c'è, e come dice il buon Guidomeda, Ciccio Benza c'è, oltre che la gomma. Cominciano a vedersi un po' di macchinine. Mi pare che questo passo sia abbastanza frequentato perché è uno dei modi di collegamento dalle valli di San Candido, Sesto, quelle zone lì. Bello, molto bello. Facile, veramente molto facile, veloce, largo, avete visto anche i tornanti, sono molto larghi, e qua sopra è croccante. Passo Montecroce Comelico, un po' di motorette all'hotel, trekker che si preparano a partire alle 6:34 del mattino, bravi, gente che ha dormito illegalmente in posti. Adesso scendiamo verso San Candido e Sesto e vediamo se troviamo da fare colazione. Intanto godiamoci sempre la strada perché anche qua è molto bella. Temperatura sempre bassissima, sempre un freddo becco, il sole non sta ancora illuminando la strada, quindi fa ancora freddino. Non ero per niente preparato, non me lo aspettavo veramente di trovare così tanto freddo, perché pensavo che avrebbe fatto fresco sicuro, ma non così. 10 gradi ragazzi. Freddo, cazzo che freddo. Io
io sono con l'abbigliamento estivo e per abbigliamento estivo intendo una giacca tecnica, per carità, con le protezioni e tutto, ma completamente traforata, quindi cioè, l'aria passa ovunque. Ho messo la maglia termica da Decathlon sotto prima, ho messo il liner interno antivento, antipioggia, ma comunque l'aria è talmente fredda che ti sega. Siamo arrivati a Moso, ma comunque qua non vorrei dire, panificio, giustamente al panificio c'è la colonna, ragazzi, al panificio c'è la colonna per andare a prendere il pane e le brioche alle 6:39 del mattino. Direte, perché non ti fermi di Ciccio Menza? Perché vuoi sederti 10 minuti, fare colazione in modo più piacevole anziché andare per forza in panificio, ma doveva essere penso molto buono, o l'unico. E dicevo che quasi quasi se fosse possibilità mi faria anche la colazione a veneta, come dicevo, anzi a tedesca, con le uova, fiade patate, schiacciate. Qua siamo a Sesto, eccoci qua, quella è la funivia del Monte Elmo, che l'hanno fatta molto più piccola, una volta era gigantesca, infatti quella lì era la vecchia salita, quella è la nuova. E guarda che roba, guarda che strutturina, mega, bellissima. Una volta venivamo a fare colazione qua, mi pare, qua intorno. Andiamo a vedere se da Willy è aperto per fare colazione. Tanto gustatevi le cime. Quella mi sa che una di quelle due è la Croda Rossa, non mi ricordo qual è, ma una delle due è la Croda Rossa. Mi sa che non è aperto. Io qua intorno ho imparato a sciare, ragazzi, su queste pistine qua. C'è parecchia gente che si alza. Questa qui è tutta una strada che poi quando è nevicato, quando c'è la neve in inverno, collega tutto, permette con gli sci di spostarsi facilmente. Ecco, avrei anche molta voglia di sciare, devo dirvi la verità, è solo che il mio peso con la situazione che ho sulle ginocchia non è proprio il massimo. Bar caffè, sì, è aperto, direi che ci possiamo fermare qui. Tostino col pane nero e dei salumi.